Buone sere, ben chiataz a Gnovis. Maxi operazione de guardie di finanze coordinate da Direzione Antimafie di Trieste contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 30 volte arresti in Europa e Sud America hanno portato a sequestri di più di 4 tonnellate di cocaina che sul mercato avrebbero infatti guadagnato ai trafficanti 240 milioni di euro. La sostanza stupefacente ieri è stata comprata in Colombia per 96 milioni di criminalità organizzate, ieri dirette ai placis dispatch di tutte Europe. Gli arresti sono stati fatti oltre che in Colombia, in Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Olanda. Tragedie di sera in te lagune tra Grau e Marana es disenuto una tante alle latquintri une bricole pueste a delimitare il canale navigabile vicino alle isole di Sant'Andrea e Ribaltanzi. I due occupanti sono finiti in Aghen, a Vela Piese, Mauro Lorenzo, 71enne di Tisane, che ieri guide al momento dell'incidente che probabilmente ha avuto un malstar di finire quindi la bricole. Sul posto sono intervenuti le guardie dal FUC di Servignan con l'elicottero e un gomon, ma non hanno potuto fare nulla per l'omp, tanto conosciuto a Tisane e Aprilie. E è in corso la validazione dal FERE, l'interrogatorio di garanzie per l'agente di polizia penitenziaria e de Preson di Tumiece, accusati di introdotto in te strutture di massime sicurezza droghe e telefoni cellulari. L'OMP, un tiernel di 54 anni, è in isolamento in Chiase circondariale di Udine e è stata accusata dopo che per diversi svolti sono stati chiatati cellulari in tescellis de Preson Tumiecine. Gli investigatori, settimane passate, hanno perquisito l'abitazione dall'agente chiattante i cellulari, sostanze stupefacenti e altri materiali sequestrati. Diverse i detenuti che avrebbero approfittato dai servizi dall'agente, tutti subordinati in regime di alta sicurezza e condannati per reati associativi. In Friuli Vignesi e Giulia sono un totale di 5.744 provi, sono stati schiattati 557 positività al Covid, 120 volte di 3.361 tamponi molecolari e 429 dai 2.383 provi svelti antigenici. Un solo paziente in terapia intensiva, intanto che ricoversi in che altri reparti, a Vagnu a 84. In te giornate presente si registrano 5 vittime leate al Covid, 2 a Pordenone e una in maniere rispettive in che altre provinces, ex provinces. Il numero complessivo di persone morte dal principio della pandemia è di 5.119 con questa ripartizione territoriale. 1.283 a Trieste, 2.400 a Udine, 970 a Pordenone e 466 a Gurisse. Si è compiuto col primo consiglio di amministrazione il passaggio di Civibanca a Sparcasse con la nomina dai News Vertix e del presidente Alberta Gervasio che chiappa il posto di Michela Del Piero. Vicepresidenza sono Guglielmo Pelizzo e Aldo Bulgarelli. Il già vicepresidente Andrea Stedila resta in tal consiglio di amministrazione, tanto che segni di continuità dal passato. La nuova presidenza è stata votata di quasi il 90% di chi che hanno diritto. E ripartiranno in curti lavori di restauro dal cistiel di Colore di Montalbano, al momento ferse per problemi burocratici, a confermarlo il sindaco Luca Ovan. Il cistiel è al momento fermato perché sono questioni burocratiche, però hai le conferme dell'assessore infrastrutture Pinzimenti che attaccheranno a breve. Le soprintendenze hanno già attaccato dall'ok per strade esterne e soprattutto si sta tornando a via di cons perché le materie prime sono aumentate del 40%. Una grande realtà
per i nostri territori e soprattutto per valorizzare il turismo e le economie di colore dal Friuli e dal Triveneto. La Zonte Comunale di Udine ha approvato il plan di fattibilità per sistemazione dal chiam di ballon di San Sualte conosciuto cemut che il federale che non è doprate di più di 30 anni. L'intervento 1.120.000 euro ha avuto già le prime autorizzazioni per procedere, cemut che non sclarisse il vice sindic Loris Michelini. Novità per il camp di ballon di San Sualte. È riconosciuto come federale, ma ha manco il 40 anni, ossia le ferli di 40 anni in ca. Sì, dicono che dagli anni 60 e 70 al chiam di ballon, il federale, lo chiamavano così perché era di proprietà della federazione dal gioco da ballon, no? Quindi non sa da noi convenzione, con una convenzione di poter utilizzarlo per vincoli di una trentina di anni in sostanza. Ho vinto di recuperarlo perché l'è abbandonato alle più di 30 anni che l'è abbandonato, ma le strutture si sono tutte fuori norme, l'ADIS, ho vinto di recuperarlo completamente. C'è fasino, le nuove recensioni ovviamente, ho ti rinvio tutte le tribune che ieri che sono presenti, che non sono attivi, diciamo, e quindi le abbiamo vendute, sono mettute in una struttura nuova. Ho vinto di fare anche i parcheggi perché lì hanno costruito tantissimi, quindi non ti puoi ricavare parcheggi. Lì la ranga giù ovviamente non grosse categorie, no? Sono i giovani, le società sportive locali praticamente, no? Che hanno bisogno di campi perché veramente ho vinto po', sono tanti, tanti frus che vogliono incominciare a giocare di ballon, tante richieste, appunto perché l'ho fatto sia il recupero completo dal campo principale, che sarà in erbe naturali, con sottostrade drenanti, sia anche ora che abbiamo un piccolo può essere un chiam per poter fare allenamento, lo mettere in erbe sintetiche per poter utilizzarlo completamente. Vicino a Fosarin anche al punto di ristoro, il cosiddetto si chiama terzo tempo, quindi ho un punto lì che si può, anche le famiglie si può inchiatarsi, con i giovani, con i frussi eccetera, facendo nuovi spogliatoi, e anche tutti i servizi igienici, e saranno 60 macchine all'interno delle strutture, quindi non ha intasare nessun traffico locale, non ha a incrementare il traffico, non a recuperare una struttura che merita veramente, perché fa parte della storia di Udine, ma non come di Udine, anche di tutte una parte importante citate dal Friuli. Anatema Teatri ha presentato il primo vero e proprio festival di teatri antichi mai fatti in Friuli Vignese Giulie. Tiere Teatri Festival è una rassegna internazionale di teatri che dai 26 di agosto al 3 di settembre e porterà a Osof diversi spettacoli in prima nazionale o internazionale, associante però al teatri anche il sport. Riscoprirsi il passato per costruire il futuro, l'ha commentato il direttore artistico Luca Ferri. E appuntamento domani sera con La vita ai tempi di Bertrando a San Zors dalla Rinchinvelde. Sintin il sindaco Michele Leon. A son 672 anni dalla morte dal patriarca Bertrand, che è patrono della città di Udine, e la guata lo ha avuto proprio tocchita la plana dalla Rinchinvelda. E per questo ogni anno al comune di San Giorgio della Rinchinvelda organizzano dei momenti di riguardo appunto di questo fatto che tanto è importante la storia della patria del Friuli. E di questo viene organizzato quest'anno per mercoledì voto di giugno proprio in la zona da che è stata colpita davanti alla glesiuta della Rinchinvelda alle 9 manco un quarto una serata di approfondimento sulla vita di Bertrand, che è tenuta dal Angelo Floramo, dal storico Angelo Floramo. E cercare questa volta un po' della politica di quel team, dalla storia dei fatti che succedevano ogni giorno proprio dai teams del patriarcato, per non dismentire le nostre radici e per impensarsi di chi ci fa tanto importante. Domenica 12 va a iniziare le messe la mattina, sarà una per Furlan e una per
italiano, sempre davanti alla glesiuta, ovviamente, di San Nicolò. È ufficiale il non dal new allenatore dall'Udinese per stagione 2022 e 2023 è Andrea Sottil, ex difensor bianconeri arrivato da Ascoli in Serie B. Sottil ha firmato un contratto fino ai 30 di giugno prossimo con tune altre opzioni per il successivo. Di Zuiador Sottil ha vestito la maglia dall'Udinese per 4 stagioni con 115 presenze e 7 gol fatti, zuiante anche in Coppe UEFA e in Intertoto. Di allenatore Sottil ha investito prima e salvato l'Ascoli 2 anni in Daur per dopo portarlo quasi ai playoff in questa stagione. Al parte con sé in Friuli i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile. E anche per Usgnota le dutte si tornin a vio di domani sera sempre a Nuf, mancul vince. Mandi.